Sono morti travolti da una valanga sullo Iofuar. 2 friulani di 36 e 41 anni stavano facendo sci alpinismo e si è salvato rimanendo appeso in parete il terzo amico che ha chiamato i soccorsi. Scuole in presenza al 100%, ristoranti aperti la sera ma all'aperto, rimane il coprifuoco. Draghi illustra le regole della ripartenza dal 26 aprile, soddisfazione delle regioni e del presidente Fedriga. Ex palazzine della ferrovia, passata a setaggio nel pomeriggio a Udine dopo le segnalazioni da parte di cittadini di persone sospette di spaccio di droga. In campo agenti, unità cinofili, 25 soggetti controllati. La Danieli di Butrio sostiene la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, 36 atleti della nazionale si allenano a Legnano, la multinazionale friulana li supporta in vista degli europei delle Olimpiadi. Domenica riparte l'eccellenza con le 2 coregionali ad affrontarsi nel derby friulano nel girone Veneto, appuntamento con a tutto campo alle 19:45 per le immagini e interviste esclusive. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Tragedia della montagna in Val Saisare sullo Iofuart. Questa mattina 2 friulani di 36 e 41 anni hanno perso la vita travolti da una valanga mentre stavano facendo sci alpinismo. A dare l'allarme è stato un terzo sportivo che li ha visti morire sotto neve e che si è salvato per miracolo. Questa mattina intorno alle 11 sullo Iofuart in Val Saisera nel Tarvisiano a quota 2000 metri. A perdere la vita un uomo di 36 anni di Cividale del Friuli, aspirante guida alpina Carlo Picotti, e un 41enne di Udine, Federico De Luisa. Un lastrone instabile si è staccato provocando una valanga che ha travolto i 2 sci alpinisti. Si trovavano in quel punto della montagna insieme a un terzo amico rimasto in parete illeso che ha dato subito l'allarme. Sono scattate immediatamente le operazioni di soccorso. Sul posto è stato inviato l'elicottero sanitario da Campo Formido, l'elicottero del SUMDP e Vedicadore con a bordo una unità cinofila della Guardia di Finanza da Auronzo per la ricerca di persone sotto la neve, l'elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. E sono scesi in campo rapidamente i militari della Guardia di Finanza del SAGF di Sella Nevea, i volontari del soccorso alpino di Cavere il Predili, i vigili del fuoco con 10 uomini del nucleo SAF e dei distaccamenti di Tarvisio e Tolmezzo. Inutili purtroppo i soccorsi. Le salme dei 2 uomini sono state recuperate con il vericello, con l'elicottero e composte nel cimitero di Tarvisio. Il terzo sci alpinista, anche lui di Udine, è stato recuperato in un secondo momento in buone condizioni di salute, seppure sotto shock. Le indagini sul grave incidente sono in capo alla Guardia di Finanza, coordinate dalla Procura della Repubblica di Udine. Incidente stradale mortale lungo la A4 intorno alle 13:30 di oggi tra i caselli di Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Una vettura è rimasta schiacciata tra 2 mezzi pesanti. La persona che si trovava alla guida è stata estratta dall'abitacolo dei Vigili del Fuoco di San Donà di Piave, Motta di Livenza e Mestre. Purtroppo la persona è morta per le gravissime ferite riportate. Continuano le indagini coordinate dalla Procura di Gorizia per accertare le responsabilità della morte del 13enne deceduto dopo essere caduto nel pozzo del parco di Palazzo Coronini Cromber. Il GIP ha archiviato 2 posizioni, restano iscritte nel registro degli indagati altre 12 persone. 2 animatori del centro estivo di Gorizia indagati per la morte di Stefano Borges, il 13enne precipitato nel pozzo del parco del palazzo Coronini Kronberg lo scorso 22 luglio, non hanno avuto responsabilità per quanto accaduto. Lo ha stabilito il GIP del Tribunale Isontino che ha archiviato le loro posizioni. Secondo il giudice i 2 animatori si trovavano in una posizione adeguata rispetto al punto in cui si è consumata la tragedia e la zona in cui è stato posizionato il biglietto della caccia al tesoro da raggiungere da parte dei concorrenti non è stato giudicato imprudente. La Procura della Repubblica di Gorizia, oltre ai 2 animatori del centro estivo, ha iscritto nel registro degli indagati altre 12 persone, tra cui l'intero curatorio della Fondazione Coronini Kronberg, contando anche gli ex componenti, rappresentanti della Regione e Soprintendenza dei Beni Culturali e Architettonici del Friuli Venezia Giulia. Nelle prossime settimane si attende l'esito dell'autopsia e della perizia sul pozzo.
Scuola in presenza al 100%, riaperture anche la sera dei ristoranti a patto che siano all'aperto. Rimane il coprifuoco, queste le novità presentate dal Premier Mario Draghi, ripartenza fissata per il 26 aprile, soddisfazione da parte delle regioni e del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Dal 26 aprile si riparte a patto però che cittadini e imprese rispettino in maniera rigidissima le disposizioni di sicurezza. Il Premier Mario Draghi e il Ministro della Salute Roberto Speranza hanno annunciato oggi le date per iniziare il percorso di ritorno alla normalità, accogliendo di fatto le richieste delle regioni con il governatore Massimiliano Fedriga, neopresidente dell'Assise, che parla di soddisfazioni per le scelte dell'esecutivo. Determinante la campagna vaccinale che sta andando bene con alcune sorprese positive e altre negative, ma siamo soddisfatti, ha detto Draghi, sottolineando come stiamo prendendo un rischio calcolato e fondamentale però il rispetto delle regole. Il nuovo provvedimento in pratica consentirà dal 26 di tornare in zona gialla, il che significa un ritorno per le scuole di ogni grado e ordine al 100% in presenza, scelta che vale anche per le zone arancioni, mentre le limitazioni scatteranno in zona rossa con una riduzione della percentuale. Bar e ristoranti potranno servire al tavolo sia a pranzo che a cena, sempre in zona gialla e se all'aperto, ma resta al momento il coprifuoco alle 22. Ci si potrà muovere tra regioni gialle, mentre per situazioni più gravi servirà un certificato. Speranza ha anticipato anche una roadmap, sempre che siano confermate le tendenze, con il 15 maggio la riapertura delle piscine all'aperto, il 1 giugno di alcune attività nelle palestre e dal 1 luglio delle fiere. Draghi ha evidenziato che la volontà è di aprire e non tornare più a chiusure. Fedriga si dice soddisfatto, la proposta delle regioni è stata accolta in particolare per quanto concerne le attività all'aperto dove si riduce drasticamente la possibilità di contagio. Dobbiamo approfittare della bella stagione per dare ossigeno a certe categorie, ma anche per ridurre lo stesso contagio. I dati dei contagi di oggi si registrano 21 decessi, calano i ricoveri, ma su 7.633 tamponi molecolari sono stati rilevati 292 nuove positività con una percentuale del 3,83%. Sono inoltre 4.840 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 100 casi, 2,07%. I decessi registrati sono 14, a cui se ne aggiungono 7 pregressi. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 59, così come quelli in altri reparti che risultano essere 416. Bloccato dal 28 ottobre a San Daniele il circo Casa Armando Orfei, causa blocco degli spostamenti, abbiamo dovuto mettere radici nostro malgrado, dicono gli artisti, ma la generosità dei friulani è stata grande e non appena potremo farlo organizzeremo spettacoli gratuiti per ringraziare. Per loro nessun ristoro dallo Stato. Nessun ristoro dallo Stato per il circo bloccato a San Daniele del Friuli dallo scorso 28 ottobre a causa delle restrizioni per il contenimento da Covid. Ogni settimana che passa la situazione diventa sempre più difficile, dice Michele Pandrin, responsabile degli animali del circo Casa Armando Orfei. Siamo in 30 persone, tra artisti addetti, con una trentina di animali, tra cui tigri, dromedari, mucche, cavalli e pony, fermi da mesi. Quello che ci ha salvato e per cui ringraziamo con il cuore la comunità di queste terre friulane è la grande generosità delle associazioni, degli enti e anche delle singole persone che ci hanno supportato con rifornimenti di cibo per gli animali e per le persone. Per questo, continua Pandrin, non appena saremo in grado di organizzare uno spettacolo, lo faremo in maniera gratuita per ringraziare chi ci è stato accanto in questo difficile e complesso periodo in cui, pur essendo artisti itineranti, abbiamo dovuto, nostro malgrado, mettere radici. Sono stati 6 mesi di stop durissimi anche per gli operatori dei Luna Park, ma non ci siamo sentiti dimenticati, spiegano, la Regione si è dimostrata generosa e sensibile. Ora la speranza è organizzare un evento a maggio a Udine dove tutto si era fermato. Dopo 6 mesi di fermo, gli operatori dei Luna Park sono pronti a ripartire in piena sicurezza. Lo stop forzato, che ha costretto all'inattività interi nuclei familiari, ha portato perdite pari al 90-70% del loro fatturato nel solo 2020. È come aver perso contemporaneamente 3 stipendi, ci spiega Johnny Medini, rappresentante sindacale della CISL per il Friuli Venezia Giulia. Per ogni attrazione, infatti, generalmente lavorano una moglie, un marito e un figlio. I sussidi statali hanno coperto il 40-45% degli incassi, un aiuto che ha coperto per lo più le sole spese vive, contributi INPS, assicurazioni e collaudi, spiega Telefriuli l'operatore di Zoppola. Fortunatamente in Friuli Venezia Giulia abbiamo avuto anche i contributi regionali.
La Regione, sottolinea Medini, rispetto ad altri territori è stata più veloce, ha dato più aiuti dimostrando maggiore sensibilità nei confronti delle partite IVA. Proprio in vista della ripartenza, Medini ha un sogno: recuperare la data di Udine, la città dove tutto si era bloccato lo scorso ottobre durante la fiera di Santa Caterina con l'arrivo della zona arancione e della seconda ondata. Spero che il comune di Udine organizzi per maggio un Luna Park straordinario, sarebbe un bel segnale per la nostra categoria e per i giovani e la fascia d'età che ha più sofferto. Anche il settore dei tatuatori ha sofferto a causa della pandemia, ma i clienti non rinunciano al tatuaggio. C'è chi si fa disegnare sulla pelle un proprio caro deceduto e chi esorcizza il virus con immagini solari e simpatiche. Un segno indelebile sulla pelle per ricordare per sempre un proprio caro scomparso a causa del Covid. Anche questo è il tattoo ai tempi della pandemia. Tante persone mi sono trovata a tatuare rappresentazioni anche in versione carina dei genitori, zii, mamme, che purtroppo sono venute a mancare in questo periodo, questo sì. Ma c'è anche chi vuole esorcizzare il Covid facendosi tatuare qualcosa di allegro e simpatico. Sicuramente sono dei soggetti molto solari, perché la gente ha sofferto tanto in questo periodo, quindi magari si lega a soggetti che potrebbero essere delle serie TV che ha visto durante la quarantena, i fiori e soprattutto anche il trucco semipermanente, perché tutti hanno sofferto di non poter andare dall'estetista e quindi si fanno questa sorta di amuleto portafortuna, insomma. Un settore, quello dei tatuaggi, che ha sofferto ma è pronto a ripartire. Questo secondo lockdown per fortuna è durato poco, un mese senza neanche un aiuto, niente. Con tutti i costi sempre fissi rimasti come a tutti, e adesso stiamo ripartendo comunque bene. Abbiamo acquisito un sacco di clienti nuovi che magari non andando in vacanza, non andando al ristorante, non andando da altre parti, non potendo avere svaghi, hanno deciso di dedicarsi a un tatuaggio. Un aiuto arriva anche dalle ordinanze dei sindaci che hanno esteso l'orario di apertura, così come pure per i parrucchieri e le estetiste. Il fatto che possiamo lavorare 7 su 7, che ci diano la possibilità, lo trovo giusto, insomma. Poi uno è libero di scegliere. Dalla Regione arrivano ulteriori 7 milioni di euro per le attività penalizzate dall'emergenza. 7 milioni di euro per imprese e liberi professionisti esclusi dalle misure di sostegno nazionali perché hanno iniziato la propria attività nel 2020. Sono questi beneficiari del quarto bando ristori approvato in via preliminare dalla Giunta Fedriga. Salgono così a 70 milioni i fondi regionali messi a disposizione del tessuto produttivo locale durante l'emergenza. Una delibera che mette a disposizione del tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia ulteriori 7 milioni di euro. Verranno coinvolte delle fattispecie finora escluse dai precedenti 3 bandi e verranno comprese nei ristori le imprese presenti nel bando terzo e nel bando quarto nate dall'1/1/2020. Inoltre troveranno ristoro i liberi professionisti sempre individuati nei codici del terzo e del quarto bando. Quindi un'ulteriore misura che porta a 70 milioni gli interventi messi in atto dalla Regione in questa fase emergenziale per le proprie imprese e per i propri imprenditori. I ristori a fondo perduto vanno da un minimo di 500 ad un massimo di 10.000 euro. Le domande potranno essere presentate a partire dalle 9 di giovedì 29 aprile fino alle 18 di lunedì 10 maggio. Gli psicologi rispondono agli studenti che chiedono di rimanere in DAD tutto l'anno scolastico. Solo la scuola in presenza garantisce un corretto processo educativo, sociale e relazionale. Il 18 aprile è prevista a Trieste una manifestazione organizzata dai rappresentanti degli studenti delle scuole di secondo grado per chiedere di terminare l'anno scolastico in DAD, per ricominciare in presenza al 100% a settembre e di limitare al massimo ogni forma di disagio psicologico. Pronta la risposta dell'Ordine degli Psicologi della Regione, i quali ricordano che grazie ai bandi attivati fin dall'inizio dell'anno, negli istituti sono operativi gli psicologi per accompagnare gli alunni in questo percorso fino al termine delle lezioni. Al vertice delle richieste di didattica a distanza si nasconde la paura di contagiarsi e contagiare la famiglia, ma c'è anche una fetta di studenti che aveva trovato comoda e facilitante la soluzione DAD e adesso si troverebbe in difficoltà abbandonandola, spiegano i referenti per l'ordine dell'area di psicologia scolastica Valentina Segato e Iztok Spetic, ribadendo di dover lavorare sulla motivazione degli studenti, sulla responsabilità e sulla capacità di gestire le comprensibili ansie da contagio
contagio che non possono però rappresentare la blindatura a casa a priori, mettendo così a rischio il processo educativo, sociale e relazionale che si concretizza in massima espressione con l'attività didattica in presenza. Gli psicologi sono schierati e pronti a sostenere il personale docente, prendere in carico gli alunni e le loro famiglie titubanti che hanno paura a rientrare o vivono il momento scuola in presenza con angoscia e malessere, con il rischio di inficiare così i benefici della didattica reale. Botta e risposta tra amministrazione comunale e PD a Pordenone sul polo vaccinale in fiera. Per i DEM spazi ristretti e inadeguati, la replica del sindaco Ciriani, polemica fuori luogo smentita dai fatti. Non si placano le polemiche sul polo vaccinale in fiera a Pordenone. Secondo il PD cittadino la soluzione trovata non è la migliore e quando piove le persone sono costrette a complicate attese, tanto che il consigliere comunale regionale Nicola Conficoni ha presentato un'interrogazione alla giunta regionale per chiedere chiarimenti in merito e anche per sapere perché a Udine l'azienda sanitaria garantisca 230.000 euro alla fiera, mentre Asfo a Pordenone poco più di un rimborso spese. Sul tema il sindaco Alessandro Ciriani è netto. Mi indigna la polemica che qualcuno ha voluto sollevare in un momento come questo in cui la politica dovrebbe dare un segno di unità, di compostezza e anche di responsabilità. Cercare di innescare una polemica anche sul tema delicato del polo vaccinale è stato completamente fuori luogo e per di più una polemica smentita dai fatti, dalle considerazioni, dalle testimonianze delle persone anziane o meno anziane che si recano in fiera e trovano un servizio puntuale su appuntamento che si svolge in tempi rapidissimi, senza assembramenti e senza pericolo per la salute. Intanto, oggi, alla ripresa delle vaccinazioni, anche grazie al sole, non ci sono stati problemi di sorta per gli utenti. Avevo l'appuntamento alle 9.09, un paio di minuti siamo entrati, la protezione civile efficiente come sempre, non avevamo dubbi. Tutti veloci, molto professionali e speriamo adesso di essere un po' protetti, un pochino, e aspettiamo la seconda dose che avverrà a luglio. Abbastanza bene, nei tempi giusti, tutto positivo direi. Ex palazzine ferroviarie di Udine passate al setaggio questo pomeriggio dalla Polizia di Stato e dalle unità cinofile della Guardia di Finanza dopo diverse segnalazioni di persone sospette di fenomeni di spaccio di droga. Trovati uno straniero e giacigli utilizzati stabilmente da senzatetto. Un'area di 23.000 metri quadrati composta da diverse palazzine utilizzate fino a diversi anni fa da personale ferroviario, oggi in completo stato di abbandono, sono state al centro di un approfondito sopralluogo da parte degli agenti della Polizia Ferroviaria di Udine e dalle volanti della Questura che hanno operato insieme alle unità cinofile della Guardia di Finanza di San Giorgio di Nogaro. Di recente infatti erano stati segnalati diversi episodi di spaccio e presenze di persone sospette, nonostante gli immobili siano chiusi con divieto di accesso anche per la pericolosità di questi spazi. Un cittadino algerino è stato trovato a bivaccare all'interno di un condominio ed è stato individuato anche un altro giaciglio utilizzato, pare in maniera stabile, da un senzatetto. Sono stati impiegati pure gli uomini del reparto prevenzione crimine di Bologna e Milano che supportano i poliziotti della Questura di Udine nel controllo delle aree più sensibili della città e i vigili del fuoco del comando di Udine insieme a personale ispettivo del compartimento ferroviario di Trieste. Al termine nel monitoraggio questa vasta area degradata che ha diversi punti di accesso, tra cui quello di Via Giulia, tutti gli infissi spaccati e i varchi ricavati per bivaccare all'interno saranno nuovamente chiusi per evitare fenomeni di spaccio, microcriminalità e occupazione abusiva. L'Arma dei Carabinieri si stringe nel dolore alla moglie, alla figlia e ai familiari del maresciallo maggiore Alberto Lovison, comandante del nucleo comando della compagnia di Aurisina, vittima del coronavirus. Era ricoverato all'ospedale di Udine dal 31 marzo e ha lottato fino alla fine con le sue forze. Alberto, residente a Cerviano del Friuli, aveva 56 anni, era entrato nelle file dell'Arma nel 1987, si era dedicato con passione e impegno a diverse esperienze professionali, divenendo un punto di riferimento per i colleghi. Manuela Dicente è stata nominata consigliera del ministro del turismo Caravaglia, avrà la delega allo sport e alla montagna, una nomina in attesa, ha commentato, ma siamo già al lavoro.
Questa nomina è arrivata abbastanza così inaspettata, perché pochissimi giorni fa il ministro ha chiesto di parlare con me, il ministro Massimo Garavaglia, e quindi questa proposta, perché il ministro è fermamente convinto che insomma, le materie di turismo in chiave di sport e di montagna siano fondamentali e strategiche, soprattutto per un ministero in chiave di lavoro che si riprogramma e anzi rinasce. In generale gli eventi sportivi non vengono sfruttati in generale per quello che producono come volano turistico. Ecco, sono pochissime le località in Italia, e non solo in chiave invernale chiaramente, ma in chiave anche estiva, in tutte le chiavi. Ecco, sotto il profilo sportivo non viene mai valorizzato quello che è la forza che è collegata a un evento sportivo. Facciamo un esempio, cioè chi viene magari a fare la salita dello Zoncolan, che è una delle salite più conosciute al mondo per il ciclismo, sì, ma chiaramente lassù si può fare anche altro, d'inverno si fa lo sci, si possono avere, ecco, ma chi conosce questa salita magari viene appunto in Carnia, fa la salita, ma magari non sa che, non lo so, a Trieste ci può essere una visita al castello di Miramare, dove è sede di Sissi, piuttosto che, perché l'interesse sportivo è un interesse particolare, ma a questo interesse si può sposare benissimo con, una volta comunicato, con l'interesse di quelle persone ad andare a visitare in quel luogo anche altre cose. Insieme trasformiamo il continuare a nuotare in continuiamo a vincere. È lo slogan della collaborazione tra la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico e la Danieli Di Butrio. 36 atleti della nazionale si stanno allenando insieme per la prima volta dopo un anno a Lignano. La multinazionale friulana supporta la preparazione dei campioni in vista degli europei e delle Olimpiadi. Due leader a livello mondiale, ognuno nel proprio campo, lavorano in squadra per raggiungere insieme obiettivi ancora più importanti. Il gruppo Danieli Di Butrio sostiene la Federazione Italiana di Nuoto Paralimpico in vista degli europei di maggio e delle Olimpiadi di Tokyo. La collaborazione si è concretizzata nel Danieli Training Camp, in corso da lunedì a Lignano, che nel fine settimana ospiterà la Coppa del Mondo 2021. Nel quartier generale di Butrio, alla presentazione dell'iniziativa, erano presenti gli atleti già convocati per Tokyo, Simone Barlam, Monica Boggioni, Antonio Fantin di Latisana e Carlotta Gilli. Vogliamo raccontare qual è stata l'occasione che ha fatto nascere questo rapporto di collaborazione tra Danieli e la federazione? Sì, praticamente un ingegnere che collabora con la Danieli, ha nipote che è un atleta della nazionale paralimpica. Anzi, diciamo, è un campione di Rio 2016, quindi un grande rappresentante del nuoto paralimpico. Abbiamo pensato di coinvolgere il territorio con la bella Italia di Lignano Sabbiadoro e abbiamo proposto un training camp. Siamo arrivati a quest'anno con 36 atleti e in totale 52 convocati, non è mai successo, però per noi è stato fondamentale. È stato fondamentale per due motivi: uno perché rappresentava una ripartenza anche di lavoro insieme che non facevamo da tanto tempo, da più di un anno, e secondo l'obiettivo principale, siamo a un mese dall'inizio degli europei di Funchal e quindi è servito per diciamo, mettere un po' di benzina, no? Nelle braccia. Un'occasione importante per due leader in settori diversi. Beh, diciamo sì, ovviamente in settori molto diversi. Uno è un settore sportivo che vince medaglie d'oro, invece l'altro è un settore economico che probabilmente le conia le medaglie d'oro. Sicuramente il più grande gruppo che si è affacciato allo sport paralimpico in genere probabilmente, ma sicuramente al nuoto, perché a mia memoria non abbiamo mai avuto un gruppo così potente, così forte economicamente, così, con le spalle così larghe, che ci poteva sostenere minimamente o che in qualche maniera abbia mai riconosciuto in noi qualcosa di più. È stata una grande piacevolezza vedere, insomma, che qualcuno grande in qualche maniera gli siamo piaciuti e ha capito che dietro una nazionale così c'è futuro per l'Italia. Un rapporto di collaborazione, un progetto che Danieli ha deciso di sostenere partendo da valori condivisi. Quali sono? Merito, la determinazione, la passione, sono gli stessi, diciamo, valori che abbiamo noi nel nostro lavoro. Crediamo in questa iniziativa meritevole e anche onora, diciamo, ci onora poter essere
assieme a loro e condividere questi obiettivi, diciamo. Siamo molto contenti di questa iniziativa. Che sia solo un inizio questo? Sicuramente li seguiremo anche in futuro. Il gruppo Pittini sta investendo in 2 progetti dedicati a neodiplomati e neolaureati ingegneri. Ne abbiamo parlato con Michaela Di Giusto, responsabile della gestione dello sviluppo delle risorse umane e presidente dell'officina Pittini per la formazione. Pittini investe sui futuri talenti, un percorso di formazione strutturato sul campo e poi la sicurezza di un posto di lavoro a tempo indeterminato. Sono 2 i progetti predisposti dal gruppo, rivolti a neodiplomati e neolaureati ingegneri. Diciamo che per noi la formazione è sempre un asset molto importante. Nello specifico abbiamo 2 progetti, uno rivolto ai neodiplomati e uno ai neolaureati. Steel Training e Steel Engineer nascono proprio con una spinta verso questa direzione, perché rappresentano per noi un'emozionante sfida. Siamo convinti che questi percorsi possano offrire a neodiplomati e a neolaureati delle opportunità di crescita e di sviluppo in azienda e anche degli strumenti per iniziare la loro carriera all'interno di un grande gruppo multinazionale come Pittini. I giovani nello specifico di Steel Training sono 8 neodiplomati che si diplomeranno di fatto a luglio, quindi noi li stiamo cercando adesso nei vari istituti in tutta Italia, perché la ricerca è aperta a tutto l'ambito nazionale, e gli presentiamo questo progetto che prevede un'assunzione a tempo indeterminato a partire dal mese di settembre, quindi una volta che si saranno diplomati, e un percorso di alternanza formazione in aula a formazione on the job. I neolaureati hanno iniziato il loro percorso in azienda lunedì 12 aprile. Abbiamo avuto ottimi risultati in termini di candidature, perché per 6 posizioni si sono candidati 411 ingegneri da tutta Italia, quindi è stata una selezione difficile e sfidante, però siamo molto contenti. Anche loro alterneranno periodi in aula a lavoro in tutti gli stabilimenti del gruppo, in tutte le aree. Si rivolge agli 800 giovani imprenditori agricoli del Friuli Venezia Giulia il concorso Oscar Green di Coldiretti, il premio per innovazione e transizione ecologica. Coldiretti Nazionale Giovani Impresa ha fatto scattare l'edizione 2021 dell'iniziativa, aprendo le iscrizioni alle 6 categorie in gara: sostenibilità e transizione ecologica, campagna amica, creatività, impresa digitale, fare rete e noi per il sociale. Il premio Oscar Green ha visto nel corso degli anni migliaia di partecipanti e negli ultimi 2 anni il Friuli Venezia Giulia ha portato 2 progetti nelle fasi finali, con la vittoria nel 2019 del Mais di Leggio nella categoria sostenibilità. Domenica sarà la prima partita della nuova eccellenza e siamo allo sport con le 2 corregionali Pro Gorizia e San Luigi Uniche, 2 che hanno accettato di tornare in campo e si affronteranno nel derby. Tutte le immagini e interviste dal campo andranno in onda nell'appuntamento di domenica a tutto campo con Massimo Radina in diretta dalle 19:45. Vigilia di partita invece oggi per l'Udinese e Pordenone, con tutti gli approfondimenti subito dopo la pubblicità a Sport FVG. Grazie per l'attenzione e buona serata su Telefriuli.